È estate, fa caldo, il compito di ASSA è anche quello di pulire i cassonetti con una certa frequenza. I cittadini devono collaborare perché è ovvio che se viene gettata dell'immondizia senza sacchetto nel cassonetto dell'umido, il cassonetto si sporca più facilmente. Comunque ASSA di suo già ci pensa al lavaggio dei cassonetti e questa modernissima macchina che vediamo alle nostre spalle serve proprio a questo scopo. Ne parliamo con Vincenzo Altieri, direttore tecnico dell'azienda. Sì. Abbiamo due macchine lavacassonetti ultramoderne che garantiscono una sanificazione dei cassonetti dell'organico. Noi normalmente facciamo a turno su tutti i cassonetti dell'organico un lavaggio di circa 6 volte all'anno, intensificati nel periodo estivo. Chiaramente certifichiamo il lavaggio mettendo un adesivo sul contenitore appena lavato e il cittadino quindi se ne accorge dell'avvenuto lavaggio. Voi sanificate tutti i cassonetti dell'umido di Novara? Sì, zona per zona. Chiaramente la difficoltà del lavaggio qual è? Va fatto appena il cassonetto è svuotato, quindi deve lavorare dietro all'operatore che svuota il cassonetto e subito dopo passa l'addetto con la macchina per lavare i cassonetti. Come funziona a grandi linee questa macchina? Beh, in pratica funziona come una normale macchina per lo svuotamento dei cassonetti, soltanto che c'è una camera dove ci sono degli ugelli che ruotano a pressione altissima e danno un ottimo risultato. Quindi è una camera stagna con acqua pulita ad alta pressione, una lavastoviglie di fatti. Come una lavastoviglie, allora, proprio come una lavastoviglie. Che cosa viene utilizzato per lavare i cassonetti? Dell'acqua? Viene utilizzata soltanto acqua ad alta pressione e nessun prodotto detergente. Viene poi il contenitore viene spruzzato con degli enzimi per permettere che mangiano proprio il residuo anche nel futuro, quindi evita un po' anche gli odori anche nel futuro dopo il lavaggio. Si utilizzano degli enzimi appositi? Sì, ci sono dei prodotti specifici proprio che lavorano anche dopo, anche a distanza di tempo. Lo scopo è proprio quello di annientare gli odori? Sì, e evitare specialmente nel periodo estivo quello sgradevole odore. Di queste operazioni di pulizia dei cassonetti dell'umido ASSA ne effettua circa 6 all'anno per ogni bidoncino, però l'invito che rivolgiamo ai cittadini è proprio quello di collaborare. Certo, il lavaggio da solo chiaramente non basta evitare gli odori, quindi l'invito qual è? E siccome adesso gli shopper quando si va a fare la spesa sono tutti fatti in materiale biodegradabile, vi invitiamo a chiudere bene i rifiuti organici in questi sacchetti in modo che non rilasciano liquidi e quindi utilizzare il bidone mettendo dei rifiuti organici sciolti chiaramente poi accentua gli odori. Quindi o si utilizzano questi sacchetti o comunque il cittadino autonomamente può tenere il pulito il bidone lavandoselo. Certo, assolutamente sì, perché il nostro è un intervento 6 volte all'anno è poco, però ha un costo abbastanza elevato fare questo lavaggio proprio perché devi viaggiare dietro all'operatore che lo svuota, perché chiaramente va lavato quando appena svuotato il contenitore. Questo camion, questo strumento è nuovissimo, è di nuova generazione e poi l'avete appena acquistato. Sì, l'abbiamo acquistato, è arrivato quest'anno, sono mezzi specifici fatti apposta per queste operazioni, ne abbiamo 2 che lavorano praticamente tutti i giorni anche d'inverno e d'estate se necessita interveniamo addirittura con lavaggi manuali tra l'altro. Noi preleviamo a volte, quindi anche questo è importante da dire, il cittadino magari si vede che per mezz'ora, per un'ora non c'è il contenitore. Per integrare, per accelerare queste operazioni di lavaggio, specialmente d'estate, noi preleviamo i cassonetti dell'organico appena svuotati e li laviamo ad alta pressione portandoli qua in sede. Quindi anche questo è integrazione dell'operazione di lavaggio con questi mezzi. Gli altri cassonetti, quelli che non contengono l'umido, vengono lavati? No, non vengono lavati perché se le operazioni di raccolta differenziata vengono fatte correttamente, nel rifiuto non recuperabile non ci sono rifiuti biodegradabili per cui non necessita di fatti di lavaggio. Ecco, il vetro a volte può dare degli odori, il contenitore per il vetro, però con un po' di attenzione, non lasciando residui di liquidi, si può evitare questo fenomeno. Si invitano quindi i cittadini a svuotare i contenitori, cioè se una bottiglia di vino, se si lascia del vino, poi chiaramente il cassonetto
può puzzare nel tempo, e lo stesso nei contenitori di acciaio, del pelate, dei pomodori, se si svuotano bene e non lasciando residuo, l'effetto odore diminuisce notevolmente.